Non c'è tregua nemmeno sotto Natale per la nuova piazza di Rossano, o meglio, i cantieri sono fermi o quasi, non così le polemiche. Da venerdì con alcuni scavi è stato chiuso il passaggio che da via Bassano porta verso il Duomo. Questa decisione ha fatto infuriare il sindaco Marco Zonta. Nell'ultima settimana, più di qualche giorno, in cantiere non c'era nessuno, non riesco a capire perché non si poteva far andare il personale che lavorava, insomma, gli operai nei giorni precedenti, ma si è scelto di farlo andare proprio il venerdì. Fra telefonate, dichiarazioni, contatti ufficiali e ufficiosi, la situazione a ridosso del Natale non si è sbloccata. La ditta che fa i lavori si era resa disponibile nei giorni sia di ieri che di oggi a chiudere il buco che c'è, insomma, comunque a mettere in sicurezza l'area della piazza, però da parte del direttore dei lavori è arrivato un diniego, per cui insomma questa è un po' la questione. Il direttore dei lavori, architetto Tonietto, ha risposto con un lungo post sui social nel quale sottolinea che l'accesso alla chiesa e al bar sono possibili transitando a fianco del municipio lungo un breve percorso pedonale e che la chiusura temporanea del passaggio pubblico è stata fatta per motivi di sicurezza. Ma poi dalle scarpe escono alcuni sassolini, come la sottolineatura che la decisione della rinnovata giunta comunale di realizzare dei parcheggi lungo via Bassano abbia modificato il cronoprogramma. E poi l'attacco diretto al sindaco sul fatto che non possa non sapere quali siano le procedure e alla parrocchia per aver riscosso una polizza non dovuta. Sta di fatto che il cantiere non si è chiuso nei 6 mesi previsti e con le festività e i ponti i tempi per sbloccare la situazione sembrano molto stretti. Come andrà a finire non è chiaro. Io delle dichiarazioni di Facebook mi interessa poco, nel senso che gli enti pubblici parlano con atti pubblici.